Ennesima tragedia sul lavoro in Alpago, morto nel pomeriggio un operaio di 57 anni schiacciato da un macchinario che stava caricando su un autocarro, l'infortunio mortale alla Intersox. Oggi Filippo Turetta compie 22 anni in carcere, il ragazzo parla poco, trascorre le giornate leggendo libri, giocando alla PlayStation, la sua auto a rissa, a breve l'avvio delle indagini sulla vettura della fuga. Vittima di un odiatore seriale sui social per aver salvato una mamma e la sua bambina con disabilità che rischiavano di essere investite sulle strisce pedonali, è accaduto nel quartiere Montà di Padova. Centralino dei Vigili del Fuoco in tilt nel pomeriggio, decine di chiamate per un boato avvertito nei cieli a Venezia. L'ipotesi più probabile è che un aereo abbia superato il muro del suono. Ladri in azione ieri sera nella sede di Preganziol del distretto sanitario, fatta saltare in aria la cassa automatica per il pagamento del ticket, bottino di 6.000 euro. 2 carabinieri sono rimasti leggermente feriti nella colluttazione con un malvivente sorpreso a tentare un furto in un'abitazione a Montebelluna, ad allertare i militari un vicino. Celebrerà la messa della vigilia di Natale nel piazzale della stazione dei Pullman il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, un segno di vicinanza dei emarginati e senza dimora insieme alle associazioni che li accolgono. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati in diretta. Partiamo come sempre dal sondaggio che vi propone Ring questa sera, il nostro programma di informazione di prima serata, e siamo con la politica in primo piano. La domanda che vi pone il sondaggio è questa: dopo Zaia, un candidato di Fratelli d'Italia, diteci la vostra utilizzando come sempre i contatti che vedete in sovraimpressione, una telefonata per il sì allo 0422 16 26 691, per il no invece una chiamata allo 0422 16 26 690, l'esito del sondaggio in onda questa sera nel corso della puntata. E siamo nel Bellunese, siamo in Alpago, c'è stata l'ennesima tragedia sul lavoro nel pomeriggio, questa volta lo scenario è il piazzale di una fabbrica in fase di trasferimento, la Intersox, che dalla zona industriale di Alpago sta spostando i propri macchinari nella nuova sede di Vittorio Veneto. È lì che durante il caricamento su un autocarro di un pesante aspiratore il mezzo si è sganciato travolgendo un operaio di 57 anni, Zelico Manarin, italo-croato il suo nome, da anni residente a Ponte nelle Alpi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, vani i soccorsi del personale sanitario del 118 intervenuto con il personale dell'Ospedale e i carabinieri di Ponte nelle Alpi che hanno avviato indagini per ricostruire l'infortunio mortale. Scosso il sindaco di Ponte nelle Alpi Paolo Vendramini, che ricorda l'uomo come una persona buona ed educata, un grande lavoratore e ben inserito all'interno della comunità. 22 anni oggi per Filippo Turetta, in carcere il ragazzo parla poco, trascorre le giornate leggendo libri e giocando alla PlayStation. 22 anni come quelli compiuti da Giulia a maggio. Oggi è il compleanno di Filippo Turetta, detenuto in carcere a Montorio dal 25 novembre dopo essere stato trasferito da quello tedesco di Halle. Nel frattempo, proprio in queste ore, dovrebbe iniziare ad essere analizzata dai carabinieri del RIS di Parma la grande punto nera guidata dal giovane quell'11 novembre, quando ha aggredito a morte Giulia Cecchettin, dandosi poi alla fuga per una settimana fino ad arrivare in Germania, dove è stato arrestato il 19 novembre. L'auto è arrivata venerdì sera in Italia e verrà analizzata in quanto scena del crimine, visto che la possibile coltellata mortale a Giulia è stata proprio data al suo interno. Filippo, in carcere, trascorre le sue giornate come tutti gli altri detenuti che si trovano nella sezione dell'infermeria. Ha libri e una PlayStation e la televisione a disposizione nella saletta comune. Nessun trattamento di favore rispetto agli altri. Divide la cella con un detenuto adulto. Voci del carcere dicono che il ragazzo parli poco e che tiene sempre lo sguardo abbassato. Si vergogna di quello che ha fatto. Filippo Turetta potrebbe ricevere la visita dei suoi genitori, che da quando è stato arrestato ha visto una sola volta, lo scorso 3 dicembre. A loro ha ripetuto quello che ha detto anche ai giudici: non so cosa mi è preso, non volevo. In rete con contatti virtuali stava spiegando come poter realizzare una bomba con materiale esplosivo. Un ventenne italiano di origine marocchina è stato arrestato per apologia ed istigazione a delinquere aggravati dalla finalità di terrorismo ed addestramento con finalità di terrorismo internazionale. Siamo a Padova, il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia a seguito di un'indagine della Digos di Padova con il supporto della direzione centrale
speciale della Polizia di Prevenzione. Dunque arrestato un 20enne italiano dalla Digos di Padova, l'operazione della Procura distrettuale di Mestre. Restiamo a Padova, a Montà, che è uno dei quartieri centrali della città, vittima di un odiatore seriale sui social per aver salvato una bimba e la sua mamma che stavano attraversando la strada. È accaduto ad una ragazza. Sentiamo questa storia. Stavo attraversando, appunto, erano le 2 di pomeriggio, quindi stavo per andare in direzione comunque pedonale, dove appunto ho visto questa mamma che con fatica stava cercando di attraversare le strisce pedonali, e il mio gesto che mi era venuto in quel momento era comunque darle una mano, un supporto che potesse anche essere trasportare la carrozzina. Mai avrei pensato comunque di vedere comunque poi nella direzione opposta un'auto, tra l'altro a parte anche la velocità in cui andava, di sfrecciare a tutta corsa. Non ci ha pensato un attimo Federica Marinaro, ha spinto la mamma che stava attraversando con fatica le strisce pedonali davanti alla chiesa di Sant'Ignazio a Montà, popoloso quartiere di Padova, riuscendo a evitare che sia lei che la figlia di appena 2 anni, che vive grazie a un respiratore per una malformazione genetica ai polmoni, fossero investite dall'auto, un Audi, che non si è neppure fermata. Una via molto pericolosa, via Montà, strada di attraversamento e di quartiere, dove il limite dei 50 km/h spesso viene ignorato. Un gesto istintivo quello di Federica. Non ci ho pensato in quegli istanti, in quel momento c'era di fare il mio dovere, quindi comunque di aiutare quella persona in difficoltà. Mi sono io fiondata in mezzo alle strisce pedonali proprio per aiutare quella mamma, ma ripetiamolo, quella bambina comunque di 2 anni. Mai avrebbe pensato Federica che il grazie della mamma, che ha raccontato il fatto sui social, potesse trasformarsi in odio da tastiera, con insulti pesanti e molto offensivi nei confronti suoi, della mamma e della bambina. Sono partiti comunque dei commenti, i primi che mi hanno scritto tra l'altro dicevano: peccato che non sono diventata comunque io invalida come la bambina, o ancora comunque del gesto che facesse talmente schifo e non avesse rilevanza. Ma poi si è implementato di più questo odio con ideatori che mi hanno anche augurato, purtroppo, come la povera ragazza Giulia Cicchettini, la sua tragica fine, diciamo. Ed è questa stata comunque la cosa più eclatante, ma anche più scandalosa, se possiamo dire in questo modo. Ed è veramente una cosa che mi fa anche male comunque vederlo e sentirlo anche proprio personalmente. A mandare una lettera alla nostra redazione la mamma della bambina, con un grazie di cuore a questa giovane e coraggiosa donna. Non intraprenderà alcuna azione legale Federica Marinaro. Da odio nasce odio, teme. Ho paura comunque e settore comunque di incitare di più l'odio già di queste persone che nascono comunque con un'infelicità o non capacità comunque di chiedere aiuto in qualche modo. Un boato fortissimo che si è sentito in Laguna Venezia, ma anche in terraferma. Qualcuno ha anche sentito tremare il pavimento. La polizia locale di Venezia ha fatto sapere che si è trattato di un'attività di esercitazione di un velivolo militare che ha provocato il cosiddetto bang supersonico. In mattinata a Chioggia è successa la stessa cosa, decine le telefonate ai vigili del fuoco che hanno comunque tranquillizzato i cittadini che avevano telefonato per segnalare questo boato. Siamo ora a Preganziol, dove dei ladri intorno alle 22 della sera sono entrati in azione nella sede del distretto sanitario e hanno fatto saltare in aria la cassa automatica per il pagamento dei ticket. La cassa automatica per pagare il ticket sventrata, le monete ancora sparpagliate sul pavimento, tutti intorno la devastazione provocata dall'esplosione. Assalto nella notte al distretto sanitario di Preganzioli in via Palladio, dove alcuni malviventi sono entrati dopo aver scassinato la porta d'ingresso posteriore dello stabile e dopo aver posizionato dell'esplosivo hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico per il pagamento di ticket e prestazioni sanitarie. Hanno fatto saltare un punto giallo che è quello dove noi ovviamente abbiamo il contenitore dei soldi, delle varie prestazioni ticket che il cittadino fa. Hanno portato via, immaginiamo, una cifra che è sopra i 5-6 mila euro e purtroppo hanno reso inagibile chiaramente la macchina stessa. L'azienda sanitaria è assicurata contro questo tipo di eventi e tra l'altro non è la prima volta che accade. Qualche tempo fa era stato preso di mira il distretto di Villorba. Adesso andremo a potenziare ovviamente la sorveglianza sia con le telecamere che utilizzando i nostri vigilantes in modo tale che passino più spesso per verificare appunto queste sedi periferiche.
Stanotte a Preganziol l'effrazione ha fatto scattare l'allarme del distretto collegato ad un istituto di vigilanza privato. Subito sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le immagini della videosorveglianza sono a disposizione dei carabinieri che stanno indagando. Da questa mattina c'è un uomo del corpo intercomunale di polizia locale che sta lavorando assieme ai carabinieri a visionare le immagini delle telecamere. Abbiamo telecamere per la videosorveglianza, abbiamo targa system non distante da qui. Ci auguriamo che incrociando i dati anche di questi sistemi tecnologici si riesca a individuare chi ha compiuto questo gesto. Furto sventato a Montebelluna nella Marca trevigiana grazie alla chiamata di un residente e l'azione tempestiva dei militari che hanno rimediato anche alcuni giorni di prognosi per riuscire a bloccare il ladro. È stato grazie alla tempestiva telefonata di un residente ai carabinieri che segnalava la presenza sospetta di una persona nei pressi di un'abitazione in via dei Soster a permettere ai carabinieri di cogliere in flagranza il ladro. Sono riusciti a fermarlo, ma non senza difficoltà. Una pattuglia di Crocetta del Montello, arrivata sul posto dopo la segnalazione, ha notato qualcuno alzare e poi chiudere la tapparella della casa. I due militari si sono posizionati per bloccare le vie di fuga, riuscendo così a fermare un uomo che alla vista del primo carabiniere ha subito gettato a terra una coperta con all'interno degli oggetti, scavalcando la recinzione e tentando di scappare, ma finendo per essere bloccato dal secondo militare. Così ne è nata una colluttazione. L'uomo è un 29enne di origini albanesi residente a Montebelluna, non nuovo ad episodi simili. I due carabinieri hanno rimediato diversi giorni di prognosi in ospedale. Nel corso della perquisizione i militari gli hanno trovato addosso un pugnale con relativo fodero lungo 24 centimetri ed un paio di torce. Una volta entrati nella casa per una successiva perquisizione hanno trovato anche guanti e un cacciavite. L'uomo era riuscito a trafugare 3 quadri, un vassoio ed un piccolo elettrodomestico. Gli oggetti sono stati restituiti al legittimo proprietario, l'arresto è stato convalidato. Il 29enne si trova ai domiciliari con le accuse di furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Per rafforzare la presenza dell'arma in zone già colpite nelle scorse settimane da furti e intrusioni in abitazione, è operativa da qualche giorno nella zona di Vittorio Veneto in supporto ai colleghi della Territoriale una squadra di intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri di Stanza a Mestre. Una decina i militari che sono già impiegati nel weekend appena trascorso in controlli su strade e pattugliamenti nei comuni di Imiane, Fara di Soligo e Moriago. Dirigenti medici, veterinari, sanitari del Servizio Sanitario Nazionale oggi sono scesi in sciopero contro la manovra economica del governo. È iniziato da mezzanotte lo sciopero nazionale di 24 ore. Medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari hanno incrociato le braccia. L'adesione allo sciopero è alta, in alcuni casi fino al 90%. Fino all'ultimo abbiamo cercato di trovare la soluzione ai problemi sedendoci al tavolo delle trattative con il governo a tutti i livelli e purtroppo le risposte non sono state sufficienti. I medici protestano contro la manovra economica per il 2024. È l'ennesimo schiaffo al servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti, affermano i sanitari. Contratto scaduto e mancanza di nuovo personale, oltre all'assenza di misure per stabilizzare i precari. Lo sciopero è l'estrema ratio a cui ricorrere per reclamare il diritto alla salute garantito dal personale pubblico, ci dicono. Cosa chiedete al governo? Chiediamo una copertura finanziaria di quello che è il contratto collettivo nazionale firmato, una modifica di quelle che sono i tagli sulle pensioni minacciate per il 2024 e tutta una serie di coperture finanziarie e gratificazioni personali, sblocco delle assunzioni per la maggior parte degli ospedali e ovviamente un miglioramento delle condizioni lavorative. In Veneto mancano circa 3.500 medici, la situazione è diventata insostenibile. Il Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di aiuto. L'obiettivo è preservare la sanità pubblica. Siamo veramente arrabbiati, siamo stufi e vogliamo in questo momento cominciare a parlare del futuro. Vogliamo modificare questo tipo di organizzazione che impone una serie di tragettonisti, necessità di libera professione, orari assolutamente proibitivi. Vogliamo modificare le cose. Con lo stop si sono bloccate anche le macellazioni. I veterinari in protesta chiedono nuove assunzioni per garantire un servizio di qualità. Chiediamo che venga rimosso il tetto di spesa che permetta di ripristinare il fabbisogno del personale all'interno
all'interno delle singole regioni e in particolare della Regione Veneto. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati, ripartiamo dal consumo di suolo. Il Veneto detiene il triste primato dopo la Lombardia, lo spiega l'ex senatore Dem Ferrazzi, lo ascoltiamo. Veneto ha un consumo del suolo spaventoso, i dati dell'ISPRA ci raccontano che è la seconda regione d'Italia per il consumo del suolo e stiamo continuando con queste follie. È chiaro che non possiamo più permettercelo né dal punto di vista degli ecosistemi, ma nemmeno dal punto di vista sociale e soprattutto economico. Risparmiare il suolo è possibile, ma ci vuole impegno a partire dal mondo politico, ne è convinto Andrea Ferrazzi, già senatore PD, oggi presidente dell'associazione PER, Persone Ecologia Reti di Venezia, con origini nella Val Brenta, in prima linea nella lotta al consumo di suolo, alle colate di cemento indiscriminate, alla costruzione selvaggia di nuovi capannoni. Un argomento che riguarda la nostra regione e che ha interessato da molto vicino anche il Bassanese, quando l'area agricola di San Lazzaro ha rischiato di venire trasformata in area industriale nella discussa vicenda Baxi-Pengo. Oggi che è scongiurato il pericolo, almeno per il momento, Ferrazzi è convinto che non bisogna abbassare assolutamente la guardia, ma seguire un processo di riqualificazione del territorio. Bisogna lavorare nella logica opposta, cioè non più urbanistica espansiva che consuma il terreno, ma una urbanistica rigenerativa, capace per esempio di riutilizzare le funzionalità di grandi edifici nelle nostre città che non vengono più utilizzate, che diventano covo e ricettacolo di degrado, di violenza, di spaccio, vecchi ospedali, caserme. Quante ne abbiamo di questi spazi nelle città e non siamo capaci di rifunzionalizzarle? Ecco, bisogna pensare a una urbanistica rigenerativa. Io da senatore ero quasi riuscito a trasformare il mio disegno di legge sulla rigenerazione urbana esattamente in legge, ed è quello che c'è bisogno. Oggi c'è bisogno come l'aria nel nostro Veneto. Al proposito ci si chiede perché non strutturare una regolamentazione in modo da mettere al sicuro un'area sulla quale cittadini, associazioni di categoria, quartieri, ambientalisti e politica si sono già espressi, ad esempio con un lucchetto nella nuova legge sul consumo di suolo datata 7 aprile 2022 e relative modifiche, che giace in un cassetto a prendere polvere a Palazzo Ferrofini, nonostante le tante richieste che arrivano proprio dal Veneto per vedere varata la nuova normativa e soprattutto vederla applicata. Messa della vigilia di Natale alla stazione dei Pullman di Lungosile Mattei, la celebrerà Monsignor Michele Tommasi. Siamo a Treviso, il pastore della diocesi sarà in stazione dalle 18:30 per celebrare la messa della vigilia di Natale in una delle aree della città in cui maggiormente si concentrano situazioni di marginalità e di piccola criminalità. La decisione per ribadire la vicinanza ai soggetti più svantaggiati ed emarginati. È tutto, grazie per essere stato in nostra compagnia. TG Veneto termina qui, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. Alta pressione prevalente, anche la giornata di martedì 19 dicembre sarà contraddistinta dal bel tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile, ben soleggiato un po' ovunque, specie sui rilievi, mentre in pianura e nelle valli potrà esserci l'insidia di foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Questo sarà sinonimo di pessima qualità dell'aria anche a causa dello smog. Vediamo le temperature che saranno stazionarie, minime tra 0 e 2 gradi, massime tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno, su bassa pianura e costa possibile qualche banco di nebbia. Temperature minime tra 0 e 6 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Splenderà il sole, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 1 grado, massime sui 9-10 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.